momenti concitati. Noi siamo in compagnia di Luciano Flor, che è il direttore della Sanità Veneta. Oltretutto mi stava spiegando in maniera dettagliata com'è la situazione per quanto riguarda anche i vaccini Pfizer, soprattutto i vaccini Pfizer. Allora, intanto per chiarire la situazione e darvi un'immagine di quello che sta accadendo. Noi siamo in uno dei 5 ambulatori dell'ospedale di Padova dove vengono eseguiti i vaccini. In questo momento, se Mirko riesce a farvelo vedere, qui ci siamo solamente io e il direttore. E a questo punto passo, diciamo, la palla, come si dice in gergo. Come mai questo ambulatorio è vuoto? Cioè tutti gli ambulatori in realtà sono vuoti in questo momento dove si fanno le vaccinazioni anti-Covid. Sì, oggi in tutta la regione non stiamo vaccinando perché i vaccini che avevamo tenuto per il richiamo e la fornitura che è arrivata oggi sono appena sufficienti per il richiamo che dovremo fare da qui alla settimana prossima in attesa della prossima fornitura. Mi perdoni, direttore, intanto ben trovato, mi fa piacere conoscerla. Lei dice siamo fermi perché evidentemente vi sono arrivati meno vaccini. Mi ricorda quanti vaccini in meno, che percentuale in meno di quella che aspettavate, intendo? 53% in meno la fornitura di oggi. Accidenti, 53% in meno significa che uno non è che non fa i nuovi vaccini, non fa neanche i richiami, mi corregga se sbaglio. No, è che la vaccinazione che è stata organizzata e che dobbiamo portare avanti è anche un processo molto organizzato, bisogna chiamare le persone, avvisarle, certo, organizzare ambulatori. E in questo momento noi abbiamo dovuto rallentare, anzi bloccare le nuove vaccinazioni perché per i prossimi 20 giorni, sperando di avere le forniture previste, noi potremo fare solo richiami. Potete fare solo i richiami. A proposito dei richiami, cioè della seconda vaccinazione, per capirci, immediatamente andrebbe fatta, non lo dico a lei, ovviamente lo dico al pubblico a casa, dopo 3 settimane. Il commissario Arcuri aveva raccomandato di mantenere un 30% di scorte. Mi aiuta a ricordare intanto se voi avete ricevuto questa raccomandazione, per esempio per iscritto, quando vi è arrivata questa raccomandazione? Per capire come siamo organizzati. L'indicazione del 30%, l'indicazione del 30% c'era prima che si partisse con la campagna vaccinale. Ok. Noi abbiamo somministrato la prima e la seconda fornitura pensando che poi avremmo gradualmente trattenuto le quote per il richiamo. Le dico subito che noi abbiamo vaccinato 110.000 persone e abbiamo 40.000 dosi in casa, quindi il 30% noi ce l'abbiamo. Avremmo potuto vaccinare ulteriori persone con le forniture previste e non le stiamo vaccinando. Chiaro, voi avete il 30%, però come dice Zaia, se nel frattempo non arrivano le nuove forniture non potete neanche completare il secondo giro di vaccinazioni. O ho capito male? No, se la settimana prossima noi, per garantire i richiami da oggi a martedì prossimo, noi dobbiamo ricorrere a prestiti di vaccino tra aziende. Appunto, certo. Se la settimana prossima non arriva il vaccino, noi non siamo in grado di fare la seconda dose. Che è una cosa pazzesca, chiedo aiuto anche al professor Pregliasco, cioè non fare la seconda dose significa rendere inutile la prima. Non ci voglio neanche pensare. Per capirci, cioè davvero mani nei capelli per tutti, altro che il calendario, ci vacciniamo tutti entro settembre. Professor Pregliasco? Ha ragione, e poi torno ovviamente direttore. dal direttore generale Flor. Il direttore ha ragione, cioè non ci si deve neanche pensare e speriamo che davvero le giustificazioni addotte dall'azienda siano veritiere e comunque ci sia un recupero, perché davvero come dire, è stata una bellissima cosa poter ottenere vaccini in un tempo molto limitato, no? Perché neanche un anno e c'è questa possibilità e quindi c'è questa speranza verso l'unica soluzione reale, perché il lockdown si è visto ormai crea disagio sociale e ribellione sociale, perché ormai è prolungato e quindi la vaccinazione è davvero l'opzione unica per recuperare l'economia oltre che la salute. Quindi ad oggi le indicazioni sono quelle di dover
rispettare la schedula vaccinale, come si dice tecnicamente, appunto. prescritta Quindi e 3 provata. settimane. Quindi ritardi possono esserci in altre vaccinazioni, ma dopo prove si è visto che potevano essere tollerate, perché succede nelle vaccinazioni dell'infanzia, no? Bimbi che magari nel momento della seconda o terza dose non stanno bene, quindi si deve posporre. In genere si dice si può posporre la vaccinazione piuttosto che anticiparla, però su questo vaccino, su questi vaccini non c'è nessuna indicazione. Cioè non lo sappiamo e quindi ci dobbiamo attenere a quello che sappiamo. 3 settimane tra la prima e la seconda dose. Più o meno 2 può giorni. ballare qualche giorno, ma non possono ballare 10 giorni o un mese. Senta, direttore, torno da lei, perché allora, ricapitolando, voi avete avuto un taglio importante nelle consegne. In funzione di quel taglio importante voi avete sospeso le nuove vaccinazioni e avete quella famosa scorta del 30% di cui aveva parlato Arcuri. Quindi, diciamo, se ho capito bene, delle 120.000 vaccinazioni che avete fatto, voi ne avete 40.000 per fare il richiamo. Ma questo significa che 80.000, se non arrivano i nuovi vaccini, rischiano di non fare il richiamo. È così? È assolutamente così. È assolutamente così. Io lo trovo pazzesco, lo dico ad alta voce perché secondo me è veramente una follia della quale non siete responsabili, ma è una cosa abbastanza inaccettabile. Aggiungo, la Pfizer ha comunicato con voi, perché il taglio che ha fatto a voi del 54%, lo ripeto, lei me l'ha detto prima, è un taglio, diciamo, significativo, non saprei come dirlo meglio, è uno schiaffone in faccia. Su quale base l'hanno deciso? A voi ve l'hanno detto? No, noi non sappiamo nulla di questo. E scusi, non le è sembrato curioso che una multinazionale decide a chi tagliare e quanto tagliare rispetto alle consegne? E a me sembra una cosa, anche questa, assai curiosa. Se vuole essere gentile e anche fiduciosa verso il futuro, usi pure il termine curioso. Cioè a lei come sembra? Non me la può dire, diciamo, in fascia protetta non mi può dire quello che pensa? Ma vuole che se mi telefonano e mi dicono che tagliano il 53% del vaccino, io me ne sto zitto e buono? Non esiste. Quindi voi l'avete saputo come? Cioè vi ha chiamato il commissario, la struttura del commissario? Guarda, noi abbiamo avuto... No, Pfizer avvisa direttamente le farmacie dove arriva il prodotto. Ah, ok. Addirittura Pfizer avvisa gli hub, le farmacie, i centri di raccolta, intende, no? Esattamente. Ok. Esattamente. Esattamente. Quindi voi non avete una comunicazione, ma la comunicazione arriva al lab. Certo. Non lo so, chiedo... Noi non abbiamo un interlocutore, non abbiamo una possibilità di discutere. Aspettiamo che arrivi la fornitura, fra l'altro la fornitura doveva essere lunedì, poi doveva essere martedì, è arrivata oggi. Bene, noi ci eravamo tenuti quel margine di riserva e di sicurezza, per cui comunque eravamo sicuri fino a dopodomani. La settimana prossima noi siamo a filo e se non arrivano i vaccini sospenderemo i richiami. Pazzesco. Chiedo aiuto anche a Francesco.